Bomba dell'ultimo minuto. È tempo di scaldare i motori, tifosi. Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per la difesa e ha già in mente un obiettivo che potrebbe arrivare a gennaio. Con un investimento di 20 milioni di euro. L'aspettativa è che questo ingaggio porti maggiore sicurezza alla nostra squadra. La pressione è alta e le trattative si stanno scaldando. Volete saperne di più? Allora iscrivetevi al canale e non dimenticate di lasciare il vostro like per rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda il Napoli. Il Napoli sta tenendo d'occhio il difensore dell'Udinese Giaca Biol, valutato 20 milioni di euro. Con l'infortunio di Alessandro Buongiorno, il club azzurro vuole portare un nuovo centrale già a gennaio e sembra che Biol sia un'opzione ben considerata dal tecnico Antonio Conte e dal direttore sportivo Giovanni Manna. Ma onestamente, è il giocatore giusto per la nostra difesa. Oltre a lui, c'è anche l'interesse per Danilo della Juventus. Ma come sappiamo i bianconeri chiedono in cambio Raspadori e questo potrebbe complicare le cose. Personalmente sono diviso. L'ingaggio di Biol rafforzerà davvero la nostra linea difensiva o stiamo solo giocando al buio? Voi cosa ne pensate? Voglio sentire le vostre opinioni qui sotto. Non dimenticate di mettere mi piace, condividere e iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Attiva la campanella per ricevere tutte le notizie.